Salve a tutti e benvenuti a sta nuova guida de Sardinia Post. Abbiamo questionando di cultura e di storia. Sos archeologos hanno capito un altro gigante del terreno del Monte Bramma in sus Artu de Cabras. Questo, a differenza di sos ateros, è quasi in treo, in una mano tenne un guante o scudo e punzos e in un costazo ad un scudo. E speriamo che come questa zona sia costruita a mezzo, cammentamo che Raimundo Zucca, professore in Università de Tattari e archeologo, ha scoperto che qualcuno ha forrogato in sas tumbas o estrivaldiante paris ateros collegas pondeogare sos gigantes. Visto che si stato in pippada e sos politicos nostros sono onos a questionare via, su professore ha andato che da pagare dei buzzacca, una ergonza che succede solo in questa Italia malandata. Come entriamo invece in conto de politica, la regione deve ottenere dagli Stati Uniti 330 milioni di euro all'anno dal 2010, l'anno l'assessore regionale alla programmazione Felle Pacci. La Sardegna non ottiene nessuna idea di cancellare il ricorso fatto contro il governo di Roma, tutto in aree che non si aspetta e che non nos hanno mai dato. E stando in innovare di politica, il governo di Renzi le ha scavanata dalla Sardegna. Con il decreto Sblocca Italia, Roma ha comandare in domo nostra e ha decidere a Sasola si dare o non il permesso di stampare il terreno in Sardegna per gircare il petrolio. Gaiva Ghinde si deve dare l'autorizzazione per moderare sul progetto Eleonora de Sasaras, poi si va mettano in Arborea e che è già stato bozzato. Una beffa, la regione è pronta a fare burdello. E se non stiamo a rinnegare con Roma, non possiamo essere contenti di come andano le cose finza in domo nostra. Sos giovani sardo sono un po' normale, un uso per chi non fa nulla, non studia e non triballia. Quasi su 26 spogenti lasciasi scuola prima su tempo, e in sos primi mesi del 2014 ha immisi che 23.000 giovani che finì in sos elenco dei sos centros per su tribaglio. L'annato assessore regionale a su tribaglio, Virginia Mura, si è giunta ad un zimodo e schircando di fare su chi vuole per migliorare la situazione, annato assessore. Ma non abbiamo solo non far malas. Namor fin Sarbona, Sadirreni ha trasferito la sede legale a Castello, l'annato assessore regionale a sos trasporto Massimo Deiana. Secondo l'assessore, questa è una nuova ona finza per Sarbuzzacar della regione, visto che l'azienda ha da pagare le tasse in sede nostra e siamo questionando di un bello pago dei denari. Solo di IVA, la Sardegna ha da incassare più di 30 milioni di euro ogni anno. Passiamo come a Sudrivaglio. Meridiana ha sospeso per un mese il progetto dell'essenziale 1630 batto dipendentes. Finza su 21 di Santuaini, l'azienda e il sindacato a sparire sul governo hanno trattato di cercare una soluzione a questo problema, visto che la compagnia Sagaccan può aggiustare lo sconto malandato che dogare in un montone indipendentes, se scenta solo in Olbia. Secondo il presidente Pigliaro, questa è una nuova ona poco. E serramo con si sport. Su Castello del Boss ha alleato una teragada questa volta in su Sant'Elia contro Sudorino, si squadra del Zemman, che è passata davanti con un corso a Savini, ha perduto contro Sudorino con 2-1 e come quest'ultima con 1 punto e via. E domenica si gioca in Milano contro Sinter. E speriamo che queste cose andino mezzus. E poi come abbiamo finito con la nuova guida di Sardinia Post, a mezz'orbiere.